Valerio, siamo arrivati al secondo appuntamento del Festival Internazionale della Letteratura Sociale, Diverso. Oggi siamo nel teatro, nella sala convegni di Molentargius, e questo percorso letterario ma anche di conoscenza degli autori continua. Sì, grazie. Oggi siamo questo è il secondo appuntamento presso il Parco regionale di Molentargius. È un appuntamento della ottava rassegna Itinerari letterari e storici dell'identità sarda, dedicata al Festival Internazionale della Lettura Sociale, Diverso. Oggi abbiamo organizzato la presentazione di un libro, Ania e la strega, di Laura Spada, e l'abbiamo fatto attraverso un percorso ludico di letture, di musica, in collaborazione con Caralis Pink Team. È un omaggio a questo, ad un'associazione che ha festeggiato quest'anno i 10 anni, ed era il nostro desiderio dare visibilità e spazio a questa straordinaria realtà di donne impegnate nella solidarietà, impegnate a sconfiggere un male tanto brutto, ma nel loro percorso hanno posto tanto coraggio, tanta determinazione attraverso lo sport. Quindi oggi parliamo di disabilità e sport, ma anche di forza e di coraggio. Il vostro percorso poi continuerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, in altre sedi, ma sempre accompagnato dai vostri partner e dalle associazioni che collaborano con voi proprio in un percorso culturale. Sì, dopo questa iniziativa che ricade proprio nell'Ottobre in Rosa e che è dedicato proprio al mese della prevenzione contro il tumore, proseguiremo a altre iniziative, la presentazione i libri lo faremo il 15 e il 16 novembre in collaborazione con Mai Sole, un'altra associazione che seguiamo da tantissimo tempo. Presenteremo il libro Il ladro di scarabei di Vanessa Ruggeri, realizzeremo anche un laboratorio con le scuole, abbiamo la presenza dell'Istituto Giua in quell'occasione, con la quale abbiamo creato una partnership, e poi il 25 novembre. Il 25 novembre tratteremo un altro tema molto importante, che è quello della violenza, e quindi nella giornata internazionale della violenza contro le donne lo facciamo con il comune di Sestu e con l'associazione, la FIDAPA BBW della sezione del nostro comune. E in quell'occasione coinvolgeremo le scuole, l'Istituto Gramsci Rodari saranno protagonisti, parleremo in modo giocoso di violenza, nel senso che lo affronteremo anche in questo caso con un momento ludico, attraverso letture, musica, canzoni dedicate all'amore. E quindi in questa occasione i giovani avranno il loro ruolo. I vostri percorsi letterari, i vostri itinerari sono comunque di base improntati sull'identità e soprattutto sulla sensibilità dell'identità. Il lato umano è fondamentale. Sì, e soprattutto quello femminile, e soprattutto anche la necessità di valorizzare quei luoghi spesso un po' marginali. Ad esempio andremo a Utta, al Cineteatro Vittoria, recentemente in questi ultimi anni restaurato, un piccolo gioiellino dove presenteremo il libro, faremo un excursus su diversi libri scritti da Cristina Caboni. Ci soffermeremo su questo mondo femminile, sul libro La collana di corallo, e poi concluderemo questo percorso proprio ai primi di dicembre a Bugerru, dove presenteremo il libro Pipottu, Ispiciocus de Grove, quindi il mondo dei ragazzi, quindi la gioventù comunque rapportato, questi ragazzi di Cagliari, quello che facevano, rapportato ai ragazzi che lavoravano nelle miniere a Bugerru, e lo faremo in occasione proprio di Santa Barbara, dei festeggiamenti di Santa Barbara.
È soddisfatta di questo lavoro che la vede protagonista insieme al suo staff, ma soprattutto una presenza importante. Nelle sue presentazioni c'è sempre un richiamo anche alla sardità, ma soprattutto al genere femminile che è fondamentale per la società e per la cultura. Sì, l'obiettivo dell'associazione è anche quello di valorizzare l'identità sarda e soprattutto anche gli artisti che operano in Sardegna. Ecco perché abbiamo scelto prevalentemente autori sardi che comunque lavorano con grosse case editrici nazionali, alcuni anche con le case editrici internazionali. E la nostra attenzione è rivolta ai giovani, è rivolta al sociale ed è per questo che abbiamo realizzato una rete molto ampia, una rete istituzionale coinvolgendo non solo la Regione Autonoma della Sardegna, ma l'assessorato alla cultura del Comune di Cagliari, l'assessorato alla pubblica istruzione RAS, il Consiglio regionale e anche la città metropolitana di Cagliari. Ma questa collaborazione, questa sinergia è stata creata con l'obiettivo di coinvolgere anche dei comuni, sono 12 comuni partner del progetto, 12 biblioteche e 17 associazioni, tutte associazioni che operano nel sociale, a fianco alle famiglie, che possono poi essere anche lette nelle pubblicazioni che noi periodicamente mettiamo nei nostri social. E per noi la diversità non è un problema, ma è anzi una ricchezza, è la peculiarità di ognuno di noi, è questo modo in cui tra l'altro viene proprio scritto, cioè diverso, racconta anche un andare oltre ed è quello che noi cerchiamo di fare nella nostra associazione con la nostra esperienza, cioè nonostante l'esperienza del tumore noi guardiamo proprio oltre, andiamo oltre, quindi verso una vita comunque migliore, gratificante. Nelle settimane scorse avete fatto un altro evento, quindi l'importante è fondamentale la comunicazione. Non bisogna avere più paura anche di parlare di certi argomenti. Assolutamente no, anzi noi questo argomento l'abbiamo voluto festeggiare, 10 anni su questo territorio, 10 anni dove la cosa più importante è esserci, cioè mandare il messaggio che appunto nonostante la nostra esperienza di malattia, nonostante aver affrontato delle cure importanti, la qualità di vita è comunque molto alta e siamo testimoni praticamente che c'è una continuità e una fantastica una fantastica possibilità per tutte, insomma, futuro per tutte. Sono presenti anche dei quadri che racchiudono alcuni degli episodi del libro. Una chiave è l'albero, c'è una protagonista, c'è una bambina e tutto questo per portarci dove? Tutto questo per portarci nel bosco incantato dell'umano sentire, dove praticamente vive una famigerata strega, di cui tutti parlano malissimo, che ha trasformato in alberi tutte le persone che avevano distrutto il mondo di Ania, il mondo che Ania non aveva conosciuto, perché in realtà Ania è una ragazzina dei tempi d'oggi che non ha conosciuto il mondo. Questi avvenimenti sono rappresentati anche a livello grafico con dei bellissimi disegni che, ci tengo tantissimo a dire, non sono fatti al computer, dalle grafiche dal computer, ma sono dei dipinti che ha realizzato Michela Secciangioni, una bravissima artista, per cui all'interno del libro troverete queste magnifiche immagini appunto illustrate da Michela. Quest'opera vuole rappresentare un mondo fantastico che è molto vicino alla realtà. In Sardegna ci sono le Janas, che non sono proprio delle streghe, ma ci sono tanti racconti nell'immaginario della nostra regione. Ci può raccontare poi, non il finale del libro ovviamente che va letto e va acquistato, ma il filone che poi porterà Ania a quale conclusione? Il finale del libro è molto particolare, in quanto diciamo che è un finale che nessuno si aspetta, in quanto Ania e la strega, così come il bosco dell'umano sentire, sono delle metafore che mi sono servite proprio per far scorrere questa storia in maniera che fosse leggera, come ho detto prima, e mantenesse l'importanza degli argomenti. Quindi diciamo che il libro è un viaggio fantastico, colorato, a volte anche ironico, perché ho voluto mettere anche un po' di ironia che non guasta in questo mondo in cui diciamo a volte ci si sente anche un po' angosciati,
che porta in una certa direzione che ovviamente non spoilerò, altrimenti significherebbe raccontare un po' tutto il libro. E questo libro ha ancora tanto da viaggiare, perché comunque io sto facendo un lavoro abbastanza impegnativo di firma coppie in tutta la Sardegna. Adesso a novembre sarò nuovamente per la 4ª volta ad Olbia, sarò a Sassari e sarò anche a Oristano, nonché le librerie anche dell'Interland Cagliaritano. E poi ci sono i lavori, i progetti anche con le scuole, sia quelle primarie che quelle secondarie, perché comunque è un progetto molto ampio al quale tengo molto, perché il libro ha un messaggio molto importante che io sto cercando di veicolare il più possibile.